Pozzuolo del Friuli. Sono schierati dalla vostra sinistra la fanfara della Brigata di Cavalleria Pozzuolo del Friuli. E uno squadrone di formazione composto da un plotone del reggimento Genova Cavalleria IV, un plotone del reggimento Lancieri di Novara V, un plotone del reparto comando e supporti tattici Cavalleggeri di Treviso 28esimo. Squadrone, attenti! Squadrone, riposo! Fanno il loro ingresso il medagliere nazionale dell'Associazione Nazionale Arma.
riposo. Onori agli stendardi dei reggimenti Genova Cavalleria e Lancieri di Novara. Onori al comandante della brigata di cavalleria Pozzuolo del Friuli. Stendardi dei reggimenti Genova Cavalleria e Lancieri di Novara, fanfara della brigata di cavalleria Pozzuolo del Friuli, squadrone di formazione, pronti per la rassegna. Grazie. Sono il maggiore Alipio Mugnaioni, consigliere nazionale per il Friuli Venezia Giulia, presidente emerito dell'Associazione Nazionale Arma di Cavalleria. Signor Generale, signor Sindaco di Pozzuolo del Friuli, autorità civili e militari, vi porto il saluto del Presidente nazionale dell'Associazione Nazionale Arma di Cavalleria, che mi ha delegato a rappresentarlo. Con queste parole, in occasione del 105° anniversario del fatto d'arme di Pozzuolo del Friuli, festa dell'arma di cavalleria, rendo onore ai nostri caduti, mi inchino ai nostri gloriosi stendardi e formulo a tutti voi i più fervidi e cavallereschi voti augurali, con il cuore sempre oltre l'ostacolo, il Presidente nazionale e Generale del Corpo d'Armata Paolo Gerometta. Desidero aggiungere solo poche parole che, come il mio stile, vengono dal cuore. Mi inchino al ricordo dei nostri caduti e mi inchino ai gloriosi stendardi di Genova e Novara, ma mi inchino devotamente anche a tutti gli stendardi dell'arma di cavalleria e carricchi.
ed ho sempre nel cuore tutti gli stendardi dei nostri reggimenti di sciolti. Un saluto devoto al particolare alla città che ti ospita, ora in un momento di festa. Fu anche 105 anni fa, con i suoi abitanti, decisiva nell'aiutare i nostri soldati in quei terribili e cruenti momenti. Stiamo attraversando da diversi mesi un periodo di guerra estremamente pericolosa, ma mai mi sarei immaginato di vedere una guerra in Europa. Speriamo che in futuro le cose possano migliorare per il bene di tutti i popoli. Grazie. Viva la cavalleria, viva l'Italia! Ai civili, ai militari e a tutti i cittadini presenti. Oggi siamo qui riuniti per celebrare il 105° anniversario di un fatto che ha visto da vicino il nostro Paese, ossia la battaglia di Pozzuolo. Ricordare dopo ben 105 anni quello che si è vissuto nel Paese e tramandare alle future generazioni questa pagina di storia è il minimo che possiamo fare, per un senso di gratitudine a chi ha dato la vita per la nostra patria. Questa battaglia portò scompiglio, terrore, dolore tra i nostri paesani, che si videro il nemico entrare in paese. Vivere una mobilitazione del genere, seguitata dal conflitto in una località come la nostra, non deve essere stato facile. La vita normale, quotidiana di paese venne spezzata dagli echi della guerra che dal confine italiano permeava sempre più pesante nel territorio friulano. Gli uomini e i ragazzi chiamati ad unirsi per la difesa, la necessità di procurarsi scorte per il sostentamento dell'esercito e dei volontari, ma soprattutto la figura delle donne che da un lato videro i figli e i mariti strappati dalle loro braccia e dalle loro case per andare in guerra e dall'altro lato vollero prendere parte attiva allo scenario bellico, aiutando deliberatamente i soldati con cibo e supporto medico. Questi sono i temi chiave che hanno guidato i pozzuolesi. Emblematica fu proprio la figura delle donne che non... Quale 82° comandante della Brigata di Cavalleria Pozzuolo del Friuli, ho il privilegio di darvi il benvenuto in occasione di questa solenne cerimonia che 105 anni dopo i fatti d'arme di Pozzuolo rinnova la memoria delle gloriose gesta di quel lontano 30 ottobre 1917. Rivolgo un riverente e commosso pensiero ai nostri caduti che con supremo coraggio hanno tenuto fede al giuramento prestato fino all'estremo sacrificio. Mi inchino davanti agli stendardi del Reggimento Genova Cavalleria e del Reggimento Lancieri di Novara, simboli dell'onore militare e dei più alti valori che ci ispirano e ci indirizzano nel quotidiano operare, così come oltre un secolo fa guidarono i nostri predecessori in una pagina memorabile e imperitura della nostra storia patria. Un omaggio deferente ai gonfaloni dei comuni di Gorizia e Udine, decorati di medaglia d'oro al valor militare, del comune di Artegna, decorato di medaglia d'oro al merito civile, e dei comuni di Pozzuolo del Friuli, Palmanovra, Codroipo e Villa Bartolomea. Desidero porgere un rispettoso saluto al sindaco della città di Pozzuolo del Friuli, ingegner Denis Lodolo, un caloroso benvenuto al prefetto di Gorizia, Sua Eccellenza Raffaele Ricciardi, a tutte le autorità civili e militari oggi presenti e ai gentili ospiti, esprimendovi la riconoscenza dei militari della brigata e mia personale per aver voluto testimoniare ancora una volta i forti legami tra le istituzioni di questo splendido territorio. Rivolgo un caldo pensiero alle associazioni combattentistiche ed Arma, e in particolare all'Associazione Nazionale Arma di Cavalleria, oggi rappresentata dal Presidente Emerito Alipio Mugnaioni, amico della Brigata e della Cavalleria. L'entusiasmo con cui custodite spirito e tradizioni e la vostra vicinanza creano un inestimabile ponte tra le vecchie e le nuove generazioni e sono per noi fonte di continua ispirazione. Infine, un saluto va a tutti voi qui schierati, ufficiali, sottufficiali, dragoni, lancieri e cavalleggeri,
che con la vostra presenza conferite tono e sostanza a questa solenne commemorazione. In questo territorio andò in scena uno degli episodi più eroici e più tragici della storia del nostro esercito e del nostro Paese. Nelle drammatiche giornate che videro tanti nostri soldati cadere con supremo sprezzo del pericolo, furono poste le basi per quella che, a distanza di poco più di un anno, sarebbe stata la tanto attesa vittoria finale. Come intenderete tra qualche attimo nella dettagliata rievocazione dei fatti d'armi di 105 anni fa, era il pomeriggio del 29 ottobre 1917 quando la seconda brigata di cavalleria, al comando del generale Emo Capodilista, ricevette l'ordine di attestarsi a Pozzuolo del Friuli, fondamentale perno di manovra per le armate austro-tedesche, con il compito di rallentare l'avanzata nemica per almeno 24 ore. Dopo la sconfitta di Caporetto, occorreva infatti dar modo e tempo alla terza e alla seconda armata in ritirata di attraversare i ponti sul tagliamento, evitare un letale accerchiamento e riorganizzare le nostre truppe a premessa della controffensiva. L'obiettivo venne raggiunto. La terza e la seconda armata ripiegarono oltre il fiume Tagliamento, ma il prezzo di sangue che la brigata di cavalleria dovette pagare fu altissimo. 34 ufficiali, 467 militari di truppa e 528 cavalli caddero, quasi la metà dei presenti la mattina di quel 30 ottobre. Ricordiamo oggi con profondo rispetto e rinnovata commozione il sacrificio di quei fratelli in armi, le cui vite vennero spezzate nell'immane tragedia, e rendiamo atto alle popolazioni di questa terra delle sofferenze patite durante gli eventi bellici. In quel momento cruciale nei nostri soldati prevalse il desiderio di riscatto, di unità, di amor di patria. A noi spetta raccoglierne il testimone, con lo stesso spirito combattivo e lo stesso attaccamento al tricolore dei nostri eroici predecessori, che proprio in questo luogo dimostrarono a tutti il loro limpido valore di soldati. Viva la Brigata di Cavalleria Pozzuolo del Friuli, viva l'esercito italiano, viva l'Italia! Reparti attenti, idealmente con me, come un tempo. A cavallo! Passo! Sciabol, mano! Trotto! Galoppo! Attenti per la carica e per le migliori fortune dei gloriosissimi stendardi di Genova e Novara, della Brigata e della Cavalleria, caricat! 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 Reparti, riposo!
preghiera del cavaliere, un cavallo senza cavaliere attraverserà il luogo della cerimonia. Signore Dio, che hai scelto San Giorgio per dare la testimonianza di dedizione al dovere, di amore al sacrificio, a difesa di Dio, della patria e dei deboli, dona a noi cavalieri di imitarne le virtù. Fa che come Lui, senza timore, professiamo sempre e dovunque la nostra fede e, fedeli al giuramento, buttando il cuore oltre le difficoltà e i pericoli, all'ombra dello stendardo, serviamo in umiltà di mente e di cuore la nostra patria. Fa che nella nostra vita fulgide e brillino la fede, la lealtà, la cortesia, la generosità, la signorilità e l'onore, quelle caratteristiche che inconfondibili abbiamo ereditato dai nostri eroi. Concedi che la fedeltà a questi ideali ci sia un giorno giusto titolo per cingere la corona della gloria e della celeste felicità. Amen. Contribuendo al raggiungimento degli obiettivi della missione. Encomio solenne al sergente maggiore aiutante Riccardo Di Nardo per aver incrementato sensibilmente il tasso di funzionalità dei veicoli tattici del contingente, vetusti e obsoleti e soggetti a quotidiana usura, consentendo alle unità di manovra di svolgere regolarmente le numerosissime attività addestrative e operative. Encomio solenne al maggiore Massimiliano Lasi perché in occasione di un attacco partito dal sud del Libano la notte del 25 aprile ha garantito il rientro in sede in sicurezza di tutte le pattuglie in attività esterne e il raggiungimento dei bunker da parte del personale, prima della reazione delle forze di difesa israeliane. Encomio solenne al tenente colonnello Marco Pupillo per le eccezionali capacità emerse dall'impressionante sforzo teso ad incrementare sensibilmente e a mantenere alto il tasso di efficienza dei veicoli del contingente, dimostrando una non comune competenza professionale. Encomio solenne al colonnello Vito Nitti per aver saputo controllare la rapida e sensibile escalation di tensione lungo la Blue Line improvvisamente innescata dai lavori israeliani di rafforzamento delle strutture difensive e dal conseguente posizionamento di numerosi presidi fissi, presumibilmente riconducibili a Hezbollah, e consentendo di mantenere il rispetto del cessate il fuoco. Genova Cavalleria e Lancieri di Novara.
Thank you.